Cui numeri sono evore biei o news di Stato. La stagione turistica di Darte si slunghe all'autunno, anche in gracis di nuovi proposti elaborati dal Consorzio Turistic Benstà Alpin. In tai fins di settimane, gli alberghi registrano anche un'occupazione al 100%, dopo un luglio e agosto di sold out. Anche l'extra ricettivo al segno è tutto esaurito, cemut che nos conferme la presidente del Consorzio, Chiara Gortani. La Neste Monta è stata un'evore desiderata, ovviamente sul tema pre-Covid, e quindi diciamo che è stata proprio cirude. E si sta in grado di sia di dare qualità, servizi e che stiamo continuando a dare perché le stagioni si sono nettamente slungate. Quindi come il sindaco proprio ricevi prenotazioni che vanno fino a ottobre. Andata in Giovins, andata in Cacrot, infatti è una rete formata proprio di persone che crollano sul territorio, crollano sul fatto di poter fare rete, di poter lavorare insieme, di poter fare proprio una collaborazione che a covente per far girare la INT in locali e in strutture di qualità, proprio per far conoscere il miglior da Neste Monta. Darte in tal corso da ultimi anni e ha saputo rinfreschiare le sue offerte turistiche, proponendo una miriade di novità dedicate non solo al benestà, ma anche ai sferi attivi. Andare parducci gusti, cui che vuol fare una vacanza in relax, viene la sterme, viene in albergo all'interno del centro benessere, e viene la possibilità di curare l'alimentazione di queste persone che magari desiderano inchiapparsi in un momento di disintosse al quarto, il TIAF, no? Per salute in questo periodo. E dopo viene tutta la parte sportiva, l'offerta sportiva che va appunto dal Chiavala alla bicicletta, tutte con guide ovviamente, al giri in monte, con le guide alpine, insomma in vin per luci gusti. E il consorzio sta lavorando su tutto quel che è la parte esperienziale di questo prodotto turistico, che è fondamentale, perché come la INTA c'è esperienze, c'è anche che io trasformi, che io faccio sta migliore, che ho detto anche in più che può importare a chiesa quando torna a chiesa. E in vista dall'invier si preparisi già e tornate sui skis, con Promoturismo FVG, che ha elaborato il suo plan di ripartenza da implants, tutta a prove di Covid. In inaugurare a fine di novembre la nuova sesovia Giro d'Italia a Zoncolan, su Paspistis, perché vi nuovi pistis a Fordisore, a Zoncolan stesso, e vi nuovi pistis a Piancavallo, e dopo vi fatto tanti investimenti sulla sicurezza e sull'innevamento, perché vi realizzati 2 bacini news e uno lo stiamo realizzando come. Noi abbiamo il 100% di innevamento programmato, che significa che tutto il demanio sciabile è innevabile artificialmente. Come sapete che la neve artificiale che permette, che garantisce di sciare prima e di arrivare fino alla fine della stagione, quindi ai primi giorni di aprile tendenzialmente, abbiamo potenziato questi implants e i bacini, per cui siamo sicuri di arrivare a fare un'ottima stagione. L'abbinamento Ski Pass Green Pass in questo momento è l'unico che può garantire di verzi una stagione. Oltre a questo stiamo lavorando con l'assessorato alla salute e alla sanità e con le amministrazioni comunali per permettere anche ai turisti di avere il Green Pass attraverso i tampons, quindi pons di garantire servizi di tampons in prossimità dei nostri cassi e dei nostri implants.
In questi plan investimenti approviamo tanti investimenti in estate. Il 2022 sarà il fulcro di tutta una serie di opere e di strategie sull'estate. Per cui appena che in aprile attaccherà il disgelo, noi saremo pronti con tutta una serie di opere in tutti i siti in questi polos. Sì, noi si confrontiamo costantemente sia con gli altri operatori dell'arco alpino italiano, sia con gli operatori austriaci e sloveni, con cui vengono anche dei rapporti a livello contrattuale e con cui vengono dei schipassi in comune. Tutti sempre positivi sulla questione del Green Pass per la prossima stagione e dal confronto di solito nasce sempre un progresso per tutti, per cui è importantissimo per noi confrontarsi costantemente con loro. Ma d'arte di Simpri alaint al suo implanter mal il cur viv, curis riabilitativis, ma no dome. Con un progetto di riqualificazione di 4 milioni di euro, callarà a fa une nuove piscine e una serie di servizi accessori per il pubblico. Las termes inizialmente venivano vedute poi come una parte appunto curative, quindi l'impegnative, fangos, bagnos, inhalazioni, però come appunto si pensa poi a un benessere esteriore ma anche interiore, quindi la sauna, un po' di relax in piscine, che qualche massaggio, qualche altro trattamento proprio per un relax ulteriore, ecco, da persone, e specialmente magari fin settimane con le persone a lavoro, quindi a piacere di stare un po' in tranquillità e non mi cirin appunto con la sauna, con la piscina, con la palestra stessa di dare che servizi. Diciamo che i lavori sono variegati, sono già attaccati, sono già stati fatti gli spogliatoi appunto internos, ingranditi di maniera di poter ospitare anche più int. Come stiamo lavorando, come non sai se si può dire di furca nel cantiere, per piscine più grandi, per ampliare appunto queste offerte di piscine, di idromassaggio, anche magari per i più piccoli. Veniva fatto un ristorante, un'area di self-service anche più grande, in cui venivano fatti anche altri spostamenti dall'area curative, le inhalazioni che prima come si chiamano in alcune zone da stabilimento si sposteranno in altre zone, alle un reparto che i lavori sono in corso ma sono quasi finiti e dopo venirà ampliata anche la parte superiore del centro benessere con saunas più grandi e anche altri servizi appunto di questo tipo.